Scatta per 3 giorni a Venezia il piano straordinario di disinfestazione da dengue, oggi ricoverato al civile un quarantenne appena rientrato da Cuba dove ha contratto il virus. Si svolgeranno con tutta probabilità nel fine settimana a San Donà di Piave i funerali di Gabriele Barbini, il cuoco 27enne morto a Rotterdam investito mentre tornava a casa in sella alla sua bicicletta. Esperti alpinisti appassionati di montagna, entrambi manager dell'azienda Scarpa, al ricordo di Francesco Favilli e Filippo Zanin morti sulla Marmolada. Paura nel pomeriggio a Marghera, un camper ha preso fuoco nel parcheggio del centro commerciale Panorama, nessun ferito, intervento rapido dei soccorsi. No al maxi impianto agrivoltaico di Cassolaro, il comitato cittadino protesterà sabato mattina per opporsi al progetto e rivolge un invito al sindaco Brugnaro. Alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico la CISL lancia l'allarme sul ritardo delle procedure relative all'assunzione del personale EATA. Alla mostra del cinema riflettori puntati su Lady Gaga e sul film italiano in concorso Diva Futura di Julia Stegenwald, che abbiamo incontrato. Buonasera, bentrovate edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo subito dalla cronaca che ci porta nel centro storico di Venezia. Da oggi e per 3 giorni scatta appunto nel centro storico il piano straordinario di disinfestazione da dengue. Oggi ricoverato al civile di Venezia un quarantenne da poco rientrato da Cuba dove ha contratto il virus dopo essere stato punto da una zanzara. Questo dell'altro giorno è un rientro da Cuba. Deve essere sorvegliato. Scoperto affetto da dengue al rientro da un viaggio a Cuba, sarà dimesso con molta probabilità entro la settimana corrente il quarantenne veneziano trasferito dalla giornata odierna alle malattie infettive al civile di Venezia, dove verrà trattenuto in osservazione a scopo precauzionale dopo un primo ricovero di qualche giorno all'Angelo di Mestre. La persona che rientra con la dengue potrebbe essere punta da una zanzara locale che potrebbe poi portare la malattia, il virus ad un'altra persona. Anche a Venezia dunque scatta il piano straordinario della disinfestazione, così come è avvenuto nei giorni scorsi a San Donà di Piave con il caso della 21enne affetta da dengue al rientro da un viaggio ai Caraibi. Come da protocollo, l'ULSS 3 Serenissima ha dato incarico ad una ditta specializzata di intervenire sia con un trattamento antilarvale porta a porta che adulticida. Così in zona Canareggio divisa in 3 aree A, B e C, nel dettaglio tra Rio della Sense e San Girolamo fino al Sottoportico San Giovanni. Quindi oggi e le prossime notti gli interventi, prima quello larvicida, poi quello adulticida. Si svolgerà con tutta probabilità nel fine settimana il funerale di Gabriele Barbini, il cuoco 27enne morto a Rotterdam dove lavorava investito mentre tornava a casa in sella alla sua bicicletta. Ieri sera la famiglia è rientrata a San Donà di Piave dall'Olanda, mentre in Consiglio Comunale è stato osservato un minuto di silenzio in onore del ragazzo. Nei giorni scorsi gli amici hanno accompagnato i familiari nei 2 ristoranti dove Gabriele lavorava e aveva lavorato e dove ha passato i suoi ultimi momenti. La notizia della morte di 2 scalatori è arrivata subito nell'azienda dove lavoravano proprio nel settore delle calzature da montagna. Parliamo delle 2 vittime oggi sulla Marmolada, una notizia che ci ha lasciato senza parole. Il commento dell'amministratore delegato di Scarpa ai nostri microfoni. 2 ragazzi formidabili, che dire, molto amici nel lavoro, molto amici nella vita e questa passione che li accomunava, quella di andare a scalare. Anche erano 2 alpinisti di grandissimo livello, tra l'altro, importanti anche qui all'interno dell'azienda come ruolo, quindi siamo rimasti scioccati, non abbiamo parole. Non ci sono parole per commentare la tragedia che si è consumata ieri sulla Marmolada, dove hanno trovato la morte Francesco Favilli, 44 anni, da 8 brand manager di Scarpa, e Filippo Zanin, 36 anni, da 6 responsabile della sezione sport marketing dell'azienda di Casella d'Asolo. 2 colleghi gentilissimi e attaccati al loro lavoro, alla loro passione, tutto là. E poi attaccati anche alla montagna, visto che sono andati ad arrampicare assieme in una giornata che hanno scelto di ferie. La giornata era bellissima e probabilmente avevo visto anche il meteo perché domani dava brutto, quindi avevano scelto questa giornata
e purtroppo. 2 persone speciali, sottolinea anche l'amministratore delegato, che applicavano ai prodotti la passione che avevano per la montagna. Un amore per le scalate, per la natura incontaminata, sempre mediato dall'esperienza incordata che aveva portato Favilli a scalare vette ben più difficili rispetto alle Dolomiti. Una per tutte, raccontano i colleghi, la spedizione di quest'estate in Sudafrica. Anche Filippo Zanin condivideva l'amore per la montagna e le scalate in parete e ieri, approfittando degli ultimi giorni con solo il bel tempo della stagione, avevano preso ferie da trascorrere in cordata. Poi la mancata comunicazione di Zanin con la moglie, l'allarme al soccorso alpino, l'elicottero che si alza questa mattina alle 4:30 e il recupero delle salme subito dopo. Immediata la mobilitazione dell'azienda con i titolari Sando e Cristina Parisotto che si sono recati subito a Rocca Pietore, seguiti qualche ora dopo dalla dirigenza e dai colleghi dei 2 scalatori, dimostrando da subito che le 2 famiglie non saranno lasciate da sole. Andiamo su a Rocca Pietore dove c'è... Ovviamente hanno portato i corpi questa mattina quando li hanno trovati e adesso ci stiamo muovendo rapidamente, purtroppo lasciano figli e delle famiglie. Quindi. L'inchiesta sul rogo della Grenfell Tower, il rapporto denuncia la disonestà e incompetenza, le morti erano inevitabili a 7 anni dal rogo di Londra, le scuse del primo ministro inglese. 1700 pagine di testimonianze e atti che sanciscono definitivamente la disonestà e l'incompetenza attribuite ad aziende private ma anche a istituzioni pubbliche, servizi di soccorso, politici locali e governo nazionale. Ecco in sintesi il rapporto finale sul rogo della Grenfell Tower di Londra, avvenuto il 14 giugno 2017, nel quale persero la vita 72 inquilini, fra cui la coppia di giovani architetti veneti Gloria Trevisan di Campo San Piero e Marco Gottardi di San Stino di Livenza. Il rapporto, atteso con ansia dai familiari delle vittime, mette in rilievo negligenze normative di manutenzione e di controllo moltiplicatasi negli anni della privatizzazione della gestione di tanta parte dell'edilizia popolare pubblica del Regno Unito, definendo l'incendio che distrusse l'imponente grattacielo nel quartiere di Kensington and Chelsea come un disastro annunciato. Il Veneto pagò un caro prezzo con la morte dei 2 architetti, Gloria di 26 anni e Marco di 28, che da poco si erano trasferiti a Londra per iniziare il loro cammino professionale. Le fiamme vennero alimentate dai pannelli per il rivestimento estetico dell'edificio che negli anni erano diventati non a norma. Sotto accusa anche i vigili del fuoco inglesi che non avevano preparato piani di evacuazione. Il primo ministro britannico Starmer ha chiesto solennemente scusa a nome di tutti i governi precedenti e le istituzioni del regno ai familiari delle vittime e dei superstiti del rogo della Grenfell Tower. Soddisfazione è stata espressa dal padre di Marco Gottardi. Finalmente si conclude questa fase e si riconosce ciò che era evidente. Del resto le prove erano talmente schiaccianti che era impossibile che il rapporto uscisse in modo diverso, ha detto Gottardi. Il processo penale inizierà non prima del 2027 e per i familiari di Gloria e Marco questo aggiunge dolore ad un dolore infinito che non passerà mai. Intervento dei vigili del fuoco alle 13 di oggi per spegnere l'incendio di un camper nel parcheggio del centro commerciale Panorama in via Brunacci a Marghera. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. Vigili del fuoco in azione sono riusciti a spegnere prontamente le fiamme e a domare l'incendio. Il comitato di Cassolaro dice no al maxi impianto agrivoltaico. C'è una centrale che dovrebbe nascere e dove nessuno si è opposto, è una centrale importante perché viene realizzata a 7 metri dalle abitazioni, 7 metri, con tutta una serie di cavi volanti e tutto ciò che ne concerne manutenzione, camion e quant'altro, e questa purtroppo non è destinata a essere bocciata in questo momento. Il comitato cittadini di Cassolaro non molla e si prepara alla mobilitazione di sabato per dire no al maxi impianto agrivoltaico che sorgerà su 18 ettari di terreni agricoli tra la frazione di Cassolaro e la tangenziale, progetto che ora vede i pareri contrari di comune e città metropolitana. Quello che noi chiediamo è di poter incontrare il sindaco Brugnaro, che si è espresso a nostro favore in questo momento, e con lui definire una strategia per cercare di far bocciare questo progetto nella sua globalità, per cui anche la centrale non deve essere fatta perché non trova senso la centrale in quella posizione. Un progetto che sarebbe realizzato con i fondi del PNRR, denunciano ancora dal comitato.
fondi PNRR su dei terreni dove stanno verificando che sembrano ci siano già stati i fondi per il bosco, quindi fondi su fondi, e parliamo di terreni agricoli di pregio dove in questo momento agricoltori stanno coltivando i terreni e pagati poi questi fondi a delle multinazionali che faranno speculazione, quindi il territorio non ha nessun interesse a sviluppare questo tipo di impianti, anzi ha interesse eventualmente di sviluppare le comunità energetiche. Per questo il comitato ha organizzato una manifestazione di protesta con l'invito a partecipare per dire no. La manifestazione inizierà alle ore 10 da Cassolaro, in particolare dall'incrocio tra via Cassolaro e via Ridesio, rampa Cavalcavia, dove sorgerà la centrale, e da lì ci muoveremo con bici, trattori e a piedi per arrivare fino a qui. Alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico, la CISL lancia l'allarme sul ritardo delle procedure relative all'assunzione del personale ATA. Le scuole stanno soffrendo, ci sono segreterie completamente vuote che non hanno personale, che non hanno il direttore dei servizi generali e amministrativi. Alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico la CISL lancia l'allarme sul ritardo delle procedure relative all'assunzione del personale ATA nelle scuole. Le scuole funzionano anche perché c'è il personale ATA che lavora. Mi riferisco al personale collaboratore scolastico, mi riferisco al personale assistente di segreteria, agli assistenti tecnici di laboratorio, ai cuochi lì dove ci sono le scuole che hanno l'alberghiero. Mi riferisco ai direttori dei servizi generali e amministrativi, ai DSGA. Il personale che ha potuto regolarmente prendere servizio il 2 settembre, segnala il sindacato, è di 185 unità, un numero del tutto insufficiente, dicono, rispetto ai posti vacanti in Veneto. Siamo davvero molto preoccupati come CISL per i ritardi, per i gravissimi ritardi dell'amministrazione quest'anno. Sembra che il Ministero non conosca le date del calendario scolastico. Il calendario scolastico è 1 settembre e 31 agosto ed è così da che è nata la scuola. Possibile che i ministri di turno non si rendano conto delle difficoltà che stanno vivendo le scuole anno dopo anno perché siamo sempre in cronico ritardo? Appartamenti per medici e infermieri a Venezia, in arrivo novità per il personale sanitario. Sono Giacomo Cino, sono medico specializzando in geriatria, vengo da Trieste. Lo scorso anno ho fatto un tirocinio extrarete a Venezia, ospite sempre della foresteria dell'ospedale. Questo anno, in seguito al conferimento di un incarico di lavoro, sono ritornato come dirigente medico, sempre specializzando in geriatria. Avere un alloggio è una grande possibilità, opportunità, perché vuol dire sentirsi al sicuro e a proprio agio. Accogliere medici e infermieri che operano a Venezia e nell'estuario, mettendo a loro disposizione appartamenti di proprietà della ULSS 3. Il fine è rendere più agevole la loro permanenza lavorativa in città. Per i cittadini e per i pazienti, perché l'obiettivo è quello di garantire continuità nelle cure. Siccome a volte si fa fatica a trovare il personale preparato, giusto per erogare i servizi, noi dobbiamo ingegnarci nel modo più possibile per dare una risposta. Progetto non soltanto per chi arriva da fuori regione, ma anche per chi abita poco distante da Venezia. È il caso della dottoressa Emanuela Silvestri, che presta servizio al pronto soccorso qui al Civile. Dopo tanti anni di pendolarismo da Spinea, ora, dice, affronta i turni di notte con maggior serenità. Sicuramente sto meglio, anche come salute, nel senso che mi sono più riposata. E ora la nostra pagina dedicata alla mostra del cinema di Venezia, riflettori puntati su Lady Gaga e sul film italiano in concorso Diva Futura di Giulia Steinwald, che abbiamo incontrato. È Lady Gaga a tenere in paziente attesa il popolo dell'81esimo Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'artista torna in laguna per la continuazione di Joker, che nel 2019 nel primo episodio è valso il Leone d'Oro. È bello vedervi qui oggi. Credo che il modo in cui ci avviciniamo alla musica in questo film è molto particolare. Non direi che è un musical, in verità è qualcosa di diverso. Il modo in cui la musica viene utilizzata
dà e consente ai personaggi di esprimersi. Ma questa era anche la giornata di Diva Futura, quarto film italiano in concorso della regista Giulia Stegevard, con Pietro Castellito che interpreta Riccardo Schicchi. Quando ho letto il romanzo di Deborah Attanasio e poi approfondendo ulteriormente la storia ho trovato delle tematiche estremamente attuali che mi hanno colpita, e poi ho trovato una grandissima umanità all'interno di questo racconto, e quindi ho avuto proprio voglia di dedicarmi per gli anni che ho dedicato a questo film. Pietro Castellitto e Barbara Ronchi hanno trovato, diciamo, proprio una sintonia immediata, sembravano due compagni di scuola, due compagni di merende, e con loro il lavoro è stato estremamente naturale e semplice. Tornare oggi qui con molta più consapevolezza e anche veramente sinceramente contenta che abbiano deciso di selezionare il film in concorso è molto bello. Un saluto a tutti e spero stiate godendo di questo festival. Ultimi giorni di mostra del cinema e si cominciano già a fare i primi pronostici. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha dei posti prestigiosi ed ambiti che però, a seconda dei momenti, nessuno vorrebbe occupare. Sono quelli riservati ai componenti delle 5 giurie ufficiali del festival. Il professor Paolo Canova è il presidente della giuria di Venezia Opera Prima. Mi sembra che ci sia una grande partecipazione di pubblico, soprattutto di pubblico giovane, quindi un pubblico appassionato, competente, capace di fare analisi, riflessioni e di produrre discorsi sociali sui film, che è la cosa che ritengo più interessante e più importante. La giuria che ho l'onore di presiedere è una giuria internazionale molto cool, che comprende visioni del cinema diverse, che hanno modo di confrontarsi secondo un percorso che per quanto mi riguarda è veramente molto suggestivo, molto arricchente. Le altre giurie più importanti della nostra hanno il compito di tracciare una cartografia del presente, di delineare il sistema di valori nel cinema di oggi. Noi abbiamo un compito forse un pochino più delicato, che è quello di individuare possibili talenti per il cinema del futuro. Saluto con un grande piacere gli spettatori di Antenna 3, so che amano il cinema e andate a vedere i film di Venezia quando usciranno nelle sale, perché quest'anno veramente sono delle chicche. E a proposito di premi, ecco cosa pensa Paolo Dal Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Abbiamo 24 titoli, 4 italiani in concorso, 1 internazionale in concorso, 3 fuori concorso e tanti altri sparsi per le varie sezioni. La nostra mission è quella di cercare di fare produzione culturale, di allevare i giovani, dei grandi maestri, no? Qui abbiamo ad esempio Amelio, e quindi cercare di fare cinema per tutti i gusti e per tutti i pubblici. Questo è un po' il nostro obiettivo. Anche se non è certo l'obiettivo del festival i premi, però speriamo in qualche premio. Ma l'importante è venire ai festival e mostrare il film, e poi se viene qualche premio siamo felici. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci.